Un cordiale saluto, gentili amiche e amici di Guarda Castella, puntata numero 35, tutta da vivere, il tempo è tiranno, allacciate le cinture, si parte, let's go. La signora Rosa ha festeggiato 100 anni, in questo caso mi permetto di dire signora ben portati, perché effettivamente non li dimostra, cioè io onestamente le davo 75, 80 anni al massimo, ma insomma qual è il segreto della sua longevità? Che vuole? Il segreto che ho sempre lavorato, quello il segreto mio è quello. Il lavoro nobilita l'uomo, si dice, ma anche la donna in questo E caso. bisogna lavorare e stare un po', non abbattersi come tante che si buttano, no. Io sono sempre stata attiva, ho lavorato e sono stata ragazza come tutte quante altre, ma io dico la verità, ho fatto una vita molto di lavoro, perché lei lo sa, io sono nata un altro po' con la guerra. Senta, mi dicono che è dinamica anche con il centro qui, no? Ma ringraziando il Signore non ci tengo un poco, guardi. Ecco, possiamo dire quando è nata esattamente? Sono Perché nata magari i nostri telespettatori non ci credono. Lei è nata il 1° di giugno 1913 in zona qui a Rivignano? a Codroipo. A Codroipo, lei Sì. arriva da Codroipo. Sì, sono nata lì. E sono stata adesso a vedere dove sono nata, è tutto distrutto, tutti morti. Ho detto, mi sono vergognata. Ho detto, Signore, io solo sono rimasta. Senta, 100 anni cosa vuol dire? Ma Fate bene come cammina, altro che... io cosa vuole che gli dica? Io 100 anni sono tanti. Io non credevo di arrivarci perché, come si dice, il tempo passa e uno non se ne accorge. Ma mancano tante cose. Comunque mi dicono che lei diciamo così, ha utilizzato la ricetta friulana, no? Per campare 100 anni. Ecco, friulana, sì. Ho vissuto 60 anni a Roma, mi sono sposata a Roma e poi da lì sono andata in Puglia. Da mia sorella era rimasta vedova lei e vedova io e siamo riunite tutte e due. E poi ho detto no, io dove sono nata devo portare Il richiamo della terra, no? la mia terra, devo ritornare. E infatti sono ritornata, mi sono comprata anche il posto per andare al cimitero, tutto a posto. Dunque, cioè, sembra veramente, scusate, viene da ridere perché insomma io ho 37 anni, insomma, prima di arrivare alla sua età, te gavoia, come si dice. E sono 3 anni già che ho preparato il posto per andare al cimitero. No, ma è molto simpatica anche perché lo spirito, no, Ho che lei pagato, trasmette. ma cosa vuole? Tanto siamo di passaggio sulla terra, non è che dobbiamo rimanere sempre qua. Abbiamo sofferto sulla terra, andiamo un po' a riposare, un po' dove vuoi il Dio che ci mette. Senta, cosa fa lei durante la giornata qui all'interno del centro? No, io guardi, mi alzo la mattina come si alzano tutti, vengo giù, faccio colazione, poi dopo rivado su, mi vedo anche un po' la televisione perché mi piace molto. Cos'è che guarda? La De Filippi? Guardi, è l'unica soddisfazione perché io guardi, sono contenta di tutti, sto bene qua, non mi lamento, però non mi piace le novità, sentire le cose come vanno. Sono un po' apprensiva nelle cose, non mi piace dormire su una sedia a rotelle, guardi. Insomma, è tanto per riposare. È una cosa tremenda per me. Sì, dal prossimo anno ci sono le elezioni, visto come vispa lei, tenta a candidarsi anche lei a sindaco? Ah, sì, è venuto anche al sindaco. Una brava persona. Ma siamo qua. Almeno mi vestivo un poco meglio, sono venuta giù come ero. Insomma, l'importante adesso cosa farà? Dopo questa intervista cosa farà? E come? Dopo aver terminato l'intervista con noi, cosa farà successivamente? Poi io arrivato su, mi vedo la televisione perché adesso Adesso c'è la Venier, no? Sì, e poi dopo vengo giù a cena verso le 6. Perfetto. Ceniamo. Bene, signora, non resta che farle gli auguri e ci vediamo per il 101. Ma speriamo.
Insomma, speriamo. Comunque si dice 100 anni non è poco, vista anche la sua giovinezza interna, che insomma, lo suo spirito potrebbe essere anche d'aiuto a tante altre persone che magari... Questo sì, perché non bisogna mai, guardi, buttarsi giù. Io vedo delle persone che non ci tengono. Oddio, fino a che viviamo, almeno io la mattina alle 6 sono già in piedi io. Apro le mie finestre, magari mi rimetto un po' sul letto, però io mi devo alzare a quell'ora. Bene, complimenti e auguri ancora. Mi lavo, mi pulisco, non bisogna Fa tutto lei? ringraziare, signora, faccio tutto io. Faccio il letto e vengo giù a fare colazione. Bene, così parlò la signora Rosa, ripetiamo, 1 giugno 1913. 1913. Ecco, ci conferma, non è un tarocco, la signora ha già superato i 100 anni e non resta che augurarle ancora, come si dice, non 100 di questi giorni, ma 100 di questi calendari. Ma quello che vuole Dio. Grazie e complimenti ancora. Grazie a lei. Signor Sindaco, grandi iniziative per quanto riguarda il fine settimana a Rivignano e Teor. Sì, come ogni fine settimana, anche il prossimo, quello che va dal 5, 6 e 7 luglio, avrà diverse iniziative qua. Ricordo tra le tante la fine della sagra degli Emui di Flambruzzo, venerdì, sabato e domenica sarà l'ultimo fine settimana, e a Teor è organizzato dalla locale Pro Loco il Green Volley, che è una interessante manifestazione sportiva, ma anche gastronomica e di divertimento. Insomma, non solo sport, divertimento e natura. Certamente, e poi i prossimi fine settimana ci saranno altre iniziative, e poi ricordo la manifestazione che dà anche il titolo Guarda che Stella alla... Tra l'altro manca un mese a Guarda che Stella. Manca solo un mese, dal 10 al 15 agosto in piazza Rivignano, Guarda che Stella, ci saranno 7 ristoranti quest'anno, perché vengono anche quelli di Teor per la prima volta, quindi i ristoranti di Rivignano e di Teor, coordinati dalla Proloco di Rivignano, proporranno le loro pietanze a 5 euro l'una in questa rassegna gastronomica di Rivignano, di Ferragosto rivignanese. Soprattutto sappiamo che la gente ha risposto alla grande, anche quest'anno sorprese in arrivo, no? Anche quest'anno la Proloco è al lavoro per preparare nuove sorprese per questa manifestazione, dal 10 al 15 agosto in piazza a Rivignano. Come procede invece il discorso con la fusione? Con la fusione stiamo lavorando e dal 1 gennaio del prossimo anno nascerà il nuovo comune di Rivignano Teor. Dunque non resta che dire ai telespettatori: allacciate le cinture, mettetevi in macchina o in bicicletta, a piedi, quello che volete, venite a Rivignano e Teor. E venite a Rivignano e a Teor. Questo fine settimana, quello del 5, 6 e 7 abbiamo detto, ma poi anche i prossimi e poi anche a Ferragosto. Tiziana Cosmi, siamo all'interno del centro vacanze 2013 di Rivignano, si inizia, finalmente quest'estate pare dia i suoi frutti a livello caldo, come si dice, siamo in ritardo di un mese rispetto al calendario, ma sta di fatto che comunque la gente è presente. Sì, allora possiamo dare inizio anche al nostro centro estivo, l'abbiamo voluto tantissimo, l'abbiamo desiderato, noi con tutta l'associazione di Punto e Virgola abbiamo veramente lavorato tanto per riuscire a ottenere questo grande risultato, e oggi 1 luglio siamo contenti di potervi annunciare è il primo giorno di centro estivo. Gli abbiamo dato anche un nome particolare, abbiamo deciso di chiamarlo Funcation, che è una parola inventata, che ci è nata da un'idea, no? Perché stavamo pensando io insieme anche a Martina e a Sara a un nome che potesse rendere l'idea di che tipo di centro estivo vogliamo, perché vogliamo che ci sia il divertimento e vogliamo che ci sia anche l'educazione, quindi abbiamo pensato fun più education è il Funcation. Senti, quanti ragazzi partecipano? Abbiamo in tutto, nei 3 plessi, perché il centro estivo è sia a Rivignano, sia a Teor, sia a Pocenia, quasi 100 ragazzi. Che età? Dalle scuole dell'infanzia 3 anni fino anche qualcuno della scuola media. Tante volte i ragazzi si lamentano durante l'anno di vedere la scuola, però d'estate pare che in questo mese invece l'entusiasmo torni, no? È tutta un'altra cosa. Stamattina qualcuno salendo le scale mi ha anche detto tanto questa è la mia scuola, io la conosco, so dove andare, ma quando hanno trovato il corridoio con le sedie, le classi che invece di avere i libri, i quaderni erano pieni di colori, di oggetti per creare, si sono sentiti come in un ambiente diverso. La scuola è stata vissuta in un modo secondo me molto positivo, è stato molto bello anche vederli stamattina mentre producevano i primi lavoretti creativi, quando gli è stato detto ragazzi cercate di fare le cose in un modo particolare, fatele speciali, non fatele secondo i soliti canoni, girate i fogli, usate colori strani, fate delle formine particolari, inserite degli animali.
abbiamo proprio visto la loro creatività che si è sbizzarrita e hanno veramente portato delle ottime idee. Senti, ai miei tempi non c'erano queste cose, bisognava andare in colonia per poter imparare Le qualcosa. vecchie. Oggi invece come oggi c'è la possibilità, insomma, a pochi centimetri da casa, di vivere un'estate particolare, soprattutto tenendo il bambino impegnato. Sì, è vero, questa è un'opportunità che ci è stata data anche grazie al contributo dei 3 comuni. Anzi, diciamo dell'Unione dei Comuni Rivignano-Teor ormai, e anche il Comune di Pocenia. Ormai il centro estivo è un servizio che è molto richiesto e è stato bello, anche se ha richiesto un notevole sforzo, riuscire a realizzarlo per i ragazzi di questi nostri 3 paesi, perché sono tanti e come ormai anche conoscete la nostra realtà, loro sono vivaci, sono solari, hanno molta voglia di fare, e quindi aver creato questo centro che li farà anche aggregare, secondo me è ancora più bello, perfino più che andare in colonia, perché comunque, diciamo, le vecchie colonie riunivano ragazzi da moltissimi comuni. Oggi invece qua al Funcation abbiamo creato qualcosa che porterà i ragazzi di Teor, Rivignano, Pocenia a incontrarsi in giornate speciali per noi, ma successivamente ancora nella loro vita, perché sicuramente si troveranno anche insieme a scuola e da un po' più grandi nello sport, nelle piazze. Quando si abbasseranno le veneziane? Quando lo direte voi, anzi quando lo dirò io. Perfetto, complimenti e auguri. Grazie Omar, Bene, grazie. ciao, ciao, ciao. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.